Cari amici, stasera siamo qui per ricordare le gloriose 4 giornate di Napoli, giornate che hanno segnato la storia della nostra città, e l'Associazione Culturale e Artistica Sportiva Bella Partenope, di cui mi onoro di essere la Presidente, ha preparato uno spettacolo a tal proposito. Ringrazio tutti voi che siete intervenuti numerosi, nonostante la mancanza di rilievo data alla manifestazione da parte della stampa cittadina. Questo voglio proprio dirlo. È stato fondamentale per noi avere il patrocinio della circoscrizione Avvocato Montecalvario San Giuseppe Porto, che ci ha aiutati mettendoci a disposizione le strutture. E ringraziamo particolarmente la Presidente della circoscrizione, la dottoressa Elisabetta Gambardella, che purtroppo stasera non è tra noi per impegni sopravvenuti. E grazie al cui interessamento siamo riusciti a avere questa serata. Saluto tra i presenti il Presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, il signor Ettore Bonavoto. E diamo inizio allo spettacolo. Assisteremo alla sceneggiatura di un atto unico in 6 quadri, intitolato Conoscuda, il cui autore, Bartolo Piscopo, che poi mio marito, ha molto efficacemente descritto lo stato d'animo dei personaggi nei difficili giorni immediatamente precedenti le gloriose 4 giornate. Vincenzo, il protagonista della nostra storia, è il prototipo dei napoletani di quei giorni, che, privi di tutto, affrontano la fame, i pericoli e, costretti dalle circostanze, prendono coscienza dell'urgenza di unirsi agli altri e reagire contro le ingiustizie per poter riconquistare la pace. Alla conclusione dello sceneggiato verrà declamata la poesia di Salvatore Palumba, sempre sull'argomento, intitolata Marco del Mondo Scordato, e subito dopo ci delizierà la voce del cantante chitarrista Pino De Maio, che è già qui tra noi. Vorrei rivolgervi soltanto un invito, perché purtroppo non siamo riusciti ad avere il microfono al collarino e non essendo la sala un vero teatro, abbiamo delle difficoltà tecniche. Vi prego quindi di assistere nel massimo silenzio proprio per una migliore acustica. Signori, Conoscuda.